Eder McAllister. Stava cercando qualcosa in un sacco nero quando siamo andati in giro io e lui. Cioè lui diceva mi aspetto di trovare un sacco nero da qualche parte. L'ho portato io su, in cima alla via del Monte Spaccato. Siccome il Cavaliero è della zona, lui è nato là, noi siamo inadito tutti quei anfrati, posti dove lui da piccolo andava a giocare, eccetera. E abbiamo fatto un grosso giro di ricerca infruttuosa perché lei era nascosta da qualche parte, secondo me. Mi sembra, io l'ho letto i primi 2 giorni, dopo ho abbandonato Cavaliero perché mi sembrava che girasse a vuoto con gente che straborda inizia ad andare in barca. Io quando sono andato con lui su da quella via, e anche una domenica precedente o successiva, non ricordo, con un amico, pensavo di poter un sacco nero, se cercavo un sacco nero per trovare l'Indiana. Ma era una cosa banalmente logica. Ma i sacchi neri sono una stronzata pazzesca, sono stati messi proprio perché sono un simbolo. Secondo me lei è dei sacchi neri apposta, comunque un corpo senza vita. Per me era questa la verità. Non poteva essere viva Lilli e non chiamarmi per 3 giorni. Noi la speranza nostra era che potesse essere preso una persona amica. E invece quando in casa arriva borsetta con tutti i documenti, con il Green Pass, con tutte le cose, viva dove va? Perché sapevo che non si vedevano, ogni tanto venivano da te assieme. Ma pagare i sacchi neri in macchina a Trieste ce ne sono 20.000. 20.000 sospettati. Mi considero talmente furbo da far vedere a lui che ho i sacchi neri in quella. Gliel'ho detto, anzi, gliel'ho detto, perché no, già prima di quel giorno, penso che gli ho detto, i sacchi neri è una cosa normalissima a Trieste, a metterci dentro una spazzatura. Chi ha messo Lilli nei sacchi neri la considerava spazzatura. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.